Come potrebbe essere una bomba, come potrebbe anche essere una semplice bolla di sapone. La notizia è questa, nuda e cruda. La dirigenza del Canicattì, perdurando il disinteresse generale attorno al club, non intende iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D. A questo punto lo scenario si fa cupo, con conseguente trasferimento del titolo in altre città. Tutto sembra irreale e si stenta a credere che alla fine possa essere questa la strada forzata. Tifosi dell'Uva Italia increduli e arrabbiati, ma sotto potrebbe celarsi una soluzione per ripartire. Le voci sono tante, come anche le indiscrezioni. Alla finestra Pro Favara e Gela stanno a guardare. Nonostante i nostri sforzi, si legge in un comunicato stampa del Canicattì, tutte le trattative avviate per garantire un futuro stabile all'SD Canicattì, compresi i contatti con esponenti politici, non sono andati a buon fine. Ricordiamo, anzi ribadiamo, che i motivi per i quali questa società ha deciso di non continuare sono legati principalmente alla mancanza di un impianto sportivo idoneo ed una programmazione pluriennale. In mancanza di valide proposte, entro la giornata del prossimo martedì 18 giugno si valuterà la possibilità di trasferire il titolo in altre città. Vogliamo inoltre precisare, conclude poi il comunicato stampa, che gli impegni e le obbligazioni assunte da questa società nei confronti di tesserati e fornitori saranno tutte onorate. Intanto è andata male al Modica la partita d'andata del secondo ed ultimo turno della fase nazionale tra squadre seconde classificate del campionato di eccellenza. I rossoblù della Contea, guidati da mister Alessandro Settineri, hanno ceduto in casa alla squadra del Pompei, che ricordiamo che a sua volta ha transitato al turno successivo proprio sulla Pro Favara. Pompei che si è imposto in rimonta per 1-2, infatti alla rete di Azzara al nono del primo tempo hanno replicato gli ospiti con Guarracino e Caso Naturale. Per conquistare la Serie D occorrerà al Modica una vera impresa domenica prossima a Pompei. Va male anche al Trapani, infatti lo scudetto di Serie D è stato conquistato dal Campobasso e si è imposto sulla squadra granata con il netto risultato di 5-1. La gara si è disputata sul campo neutro di Grosseto, il Carlo Zecchini, e ha visto la squadra molisana segnare 2 doppiette, all'8º e all'11° con Romero, al 23° e al 67° con Di Nardo e al 17° con Rasi, mentre la rete trapanese della bandiera porta la firma di Kragl su calcio di rigore.